fatevi i fatti vostri e non rompeteci le scatole a noi. Perché volevo cominciare da questa foto? Perché dice una cosa molto semplice, no? Ed è, credo, proprio la fine dell'intervento che mi ha preceduto, dare un senso del mondo. Ora, questa cosa, per chi non lo sa, dice sostanzialmente per il godimento pieno, non per il lavoro totale, ma i compagni della siamo tranquilli non vuol dire che dobbiamo esserci disoccupati, ma vuol dire che noi non siamo degli esseri produttivi dal punto di vista ontologico, no? Questo vogliono dire, cioè non siamo fatti solo per produrre per qualcun altro, per l'1% del mondo, siamo fatti per essere umani e per restare umani, come direbbe Vittorio Arrigoni. Quindi volevo cominciare da questo, insomma, che si inserisce benissimo con l'intervento che mi ha preceduto, ma anche con tutti quelli precedenti in realtà, perché tutto quello che noi stiamo dicendo oggi in realtà ognuno dice ha parole sue, e anche questo giustamente è la democrazia, no? Ha questo senso qui. Noi quello che facciamo, la prospettiva che si apre, ma anche dal punto di vista globale, no? Direi del mondo, è esattamente questa qua. Noi vogliamo tornare a essere innanzitutto e tutti insieme esseri umani e restarlo ora, no? Perché quello che abbiamo visto, che ci è stato descritto, no? Fino adesso è di una desolante distruzione, non c'è dignità, non c'è giustizia, non c'è spazio per un godimento minimale, no? Allora il problema di essere contro le centrali a carbone è per il fatto che innanzitutto io ho bisogno della salute, ho bisogno di un ambiente che è quello che è nato per essere felice insieme ad altri esseri umani, perché questo è il senso di quello che io voglio fare, ed abbiamo il diritto e la dignità di rivendicarlo in maniera forte, perché questo è il senso del mondo che ci restituisce anche, come giustamente è stato ricordato, credo, il referendum, cioè giù le mani da ciò che è comune, giù le mani da ciò che è necessario, che è costitutivo della possibilità di essere dei cittadini. Che cittadino sono se non ho l'acqua? Che cittadino sono se non ho la possibilità di vivere insieme agli altri in dignità e giustizia con gli altri, in un ambiente che riproduca la possibilità della vita, no? Che senso ha la mia cittadinanza? È una cittadinanza, mi viene in mente una battuta di un comico, diceva sostanzialmente noi non dobbiamo essere felici quando siamo felici noi, ma quando sono felici loro, no? Cioè dobbiamo ridere quando ridono loro e non quando vogliamo ridere noi. Ecco, noi vogliamo